Euroregione News. Sud-Halle di Aquileia in un volume da non perdere. Presentato nel Battistero di Aquileia al pubblico e alla stampa il libro L'aula meridionale del Battistero di Aquileia, contesto, scoperta, valorizzazione, edito dalla casa editrice Lecta e curato dal professor Luigi Fozzati con l'assistenza, la curatela di Marta Novello e il coordinamento editoriale di Manuela Castagnara Codeluppi. Un nuovo, prezioso e dotto libro racconta della scoperta nel 1893, delle successive campagne di scavo e della valorizzazione della Sud-Halle, l'aula meridionale del Battistero di Aquileia con i suoi mosaici del IV e V secolo, un vero tesoro che dal 2011, anno dell'inaugurazione della struttura che lo ospita, è stato ammirato da 100.000 visitatori, grazie al progetto di musealizzazione di Giovanni Tortelli e Roberto Frassoni. L'assessore regionale del Friuli Venezia Giulia Gianni Torrenti ha voluto ribadire il ruolo strategico di Aquileia nelle politiche culturali della regione Friuli Venezia Giulia, mentre il presidente della Fondazione Aquileia, l'ambasciatore Antonio Zanardi Landi, ha portato l'esempio di valorizzazione dell'aula meridionale del Battistero come soluzione in controtendenza nel momento in cui in Italia, a causa della crisi economica e della tendenza alla diatriba, è difficile realizzare delle opere e nel mondo si stanno anche estendendo nuove forme di iconoclastia e distruzione della memoria e dell'identità culturale dei popoli anche alle porte di casa nostra. L'ambasciatore Zanardi Landi, che è consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica, ha così sintetizzato le prime linee di azione nella sua qualità di neopresidente della Fondazione. Sarà necessario cercare di lavorare sulle idee che sono già state messe sul tavolo nel corso degli anni precedenti, che hanno dato vita alle cose di cui abbiamo parlato oggi, che dunque sono state, io ritengo, impostate con molta correttezza intellettuale, con grande rigore. Aquileia è un deposito di arte, patrimonio archeologico, ma anche di idee, storia ed esperienze, ha aggiunto il presidente Zanardi Landi, che si dà il compito di far raccordare il tutto in un quadro di sinergie. Il mio compito sarà forse quello di cercare di far, come si dice a Roma, far quagliare determinate iniziative che sono già in qualche modo delineate e di creare un effetto di sinergie con il mondo esterno, cioè una doppia, potrei dire, un doppio sforzo di collegamento con l'esterno, sia con il mondo privato sia con il mondo esterno non esclusivamente friulano, cioè vedo quali sono le potenzialità, approfittando anche di specifici programmi europei, di stabilire dei contatti e degli arricchimenti con le città romane che in qualche modo da Aquileia sono state filiate o erano collegate. Aquileia patrimonio dell'UNESCO, ma quanto realmente patrimonio frequentato e conosciuto? Aquileia il patrimonio artistico, ma anche il patrimonio di storie da raccontare, è talmente importante che credo che Aquileia meriti un'attenzione maggiore di quella che riesce ad avere oggi. Il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha inviato una lettera di saluto e di complimenti per l'opera di valorizzazione, si è detto disponibile a visitare Aquileia e la Sud-Halle in particolare in occasione di una delle prossime visite a nord-est. Aquileia anche come possibile laboratorio guida per la valorizzazione complessiva del patrimonio storico nazionale? Cosa che noi speriamo molto, come dice il Ministro Franceschini, diventi un test case, diventi un esempio virtuoso da proporre anche ad altre parti del Paese. E come primo atto di liberalità presidenziale l'ambasciatore Zanardi Landi così conclude. La settimana scorsa la Fondazione Gogol mi ha inserito del premio Gogol per quello che ho fatto negli anni a Mosca in campo culturale, cosa che mi ha molto onorato, che ho accettato, e ho deciso di devolvere il premio finanziario alla Fondazione per studiare qualche cosa da poter fare con il mondo orientale e slavo. Avete ascoltato Euroregione News.